Cari telespettatori, ben ritornati con noi anche quest'oggi. Vi presento subito i nostri ospiti. Il tema sarà estremamente interessante perché daremo delle informazioni molto utili da una parte per le piccole e medie imprese, quindi tanti imprenditori, artigiani che ci seguono per riuscire ad avere delle opportunità di conoscenza, quindi di sviluppo e di crescita in un momento comunque particolare, difficile, non per tutti fortunatamente, però per alcuni sì. Tra l'altro parliamo invece di tanti lavoratori dipendenti nei vari ambiti professionali e quindi un'occasione per fare delle riflessioni e considerazioni sul dopo lavoro, e quindi parliamo di fondi anche pensionistici, ma tra queste due tematiche c'è una stretta correlazione, c'è chi raccoglie e chi elargisce, e capirete bene di che cosa si tratta, quindi seguiteci anche con molta attenzione. Interlocutori odierni, qui con noi in studio ci sono il dottor Giorgio Grosso, presidente di Veneto Sviluppo, grazie di essere qui con noi, finanziaria regionale per semplificare, e Paolo Stefan, invece direttore di Solidarietà Veneta Fondo Pensione. Buongiorno. Proprio per chiarire in estrema sintesi. Allora, io vorrei incominciare, partiamo con Veneto Sviluppo, poi passiamo subito anche ad altro discorso. Una finanziaria regionale, se ne è parlato più volte in passato, un'attività molto importante, strategica in questo momento di difficoltà, ma che cos'è Veneto Sviluppo? E vediamo anche di raccontare a chi ci ascolta come nasce e che ruolo ha assunto nel tempo, perché tra l'altro ha cambiato anche modus agendi, articolandosi a seconda di quelle che sono state le emergenze che sono via via si sono manifestate, con i confidi, con le banche, con le finanziarie e quant'altro, quindi a lei quest'onere. Veneto Sviluppo è una società per azioni posseduta dalla Regione Veneto, che detiene il 51% del capitale e quindi la controlla, e poi da gruppi bancari per la parte rimanente. Sono i principali gruppi bancari nazionali, c'è Unicredit, Banca Intesa, Montepaschi, poi le banche venete, Popolare di Vicenza, Popolare di Verona, Veneto Banca, eccetera. Che cosa fa Veneto Sviluppo? Veneto Sviluppo ha un patrimonio proprio, posso fare anche un numero, circa 100, 120, 130 milioni, che gestisce soprattutto in investimenti partecipativi, entra nel capitale delle società. In passato erano soprattutto società dedite alle infrastrutture, alcuni nomi come Save piuttosto che Ascopiave e così via. Poi ha un patrimonio invece che è di terzi, è della regione del Veneto, che è la cosa più importante, è la parte più importante, che vale circa oggi 500-600 milioni, quindi un numero piuttosto significativo, che destina con particolari finalità e secondo regole che sono dettate dalla Regione del Veneto, ma che devono tener conto anche delle regole comunitarie, perché questi fondi in origine sono spesso fondi che provengono dalla Comunità Europea. Tanto per fare così, per dare un piccolo anticipo, per esempio Veneto Sviluppo opera nel settore dei finanziamenti, delle garanzie, delle partecipazioni, ma non può intervenire con fondi pubblici quando l'intervento si configura come aiuto di Stato. Aiuto di Stato si configura un aiuto quando serve per tenere in piedi un'impresa che diversamente sarebbe destinata a chiudere, quindi un'impresa che non va bene. Quindi abbiamo un limite in un'area che è quella appunto delle aziende che non hanno capacità di sopravvivenza da se stesse, cioè possiamo intervenire dove c'è un problema temporaneo, ma non dove c'è un problema di crisi strutturale. Questo è molto importante perché spesso le imprese che si rivolgono a noi hanno questa tematica, sono imprese ormai diciamo molto avanti con la loro problematicità, con la loro condizione di crisi, e però noi non possiamo intervenire perché la Comunità Europea ce lo proibisce, identificando l'eventuale aiuto come aiuto di Stato. Ah, quindi questo è molto importante comunque. Sì, perché è molto importante perché è uno dei problemi che spesso troviamo con le imprese. Spesso vengono da noi le imprese che hanno ormai una situazione decotta, una situazione difficilissima da risanare. La Comunità Europea, tanto per dare un esempio, dice che se un'impresa ha avuto 3 bilanci consecutivi in perdita,
si preconfigura già, salvo prova contraria, come un'impresa in grave crisi e non finanziabile da enti come Veneto Sviluppo. Quindi basta bilanci in crisi se ce ne fosse uno, il primo, sono ancora in tempo. Esatto, se ce n'è uno può essere inteso come una crisi temporanea, spesso anche due per dire, ma quando sono 3 bilanci in perdita, da un punto di vista tecnico, Veneto Sviluppo non può intervenire, oppure può intervenire dimostrando che comunque è una cosa occasionale, cosa molto difficile. È difficile assolutamente, sì. Ecco, come utilizza i soldi pubblici Veneto Sviluppo? Con 3 filoni principali. Un primo filone è quello di finanziamenti. Si tratta di cofinanziamenti, cioè noi diamo una parte dei soldi e la banca ne dà un'altra parte. Qual è il vantaggio per l'impresa? Che la quota di Veneto Sviluppo è a tasso zero, quindi l'impresa ha sulla metà circa del prestito un tasso agevolato che è tasso zero. Oggi abbiamo in piedi in questo momento circa 9.000 finanziamenti, quindi un numero piuttosto importante. Abbiamo visto che negli ultimi anni c'è stata una riduzione di questo tipo di interventi. Questo perché? Perché dando i soldi assieme a una banca, spesso è la banca che non può dare i soldi perché deve tener conto della probabilità di recupero che avranno quei soldi. Quindi se la banca non finanzia, noi non possiamo a nostra volta finanziare. Ecco, questo infatti è un aspetto che volevo appunto chiederle. Quindi c'è un primo tema fondamentale. Esatto, e siccome tutti gli imprenditori che con cui abbiamo avuto a che fare, sono anche rappresentanti di enti, eccetera, lamentano proprio questa situazione, in rappresentanza tra l'altro degli iscritti delle varie associazioni di categoria, che la banca ha chiuso, ha stretti i rubinetti, ormai l'hanno fatto da tanto tempo, quindi non finanziano assolutamente. Molte richiedono addirittura il rientro, improvvisamente rientro per una serie di motivi. Quindi il blocco principale è proprio costituito da questo. Esatto. Quindi voi non riuscite ad aprire questa porta. Allora, che cos'è? Quello è stato il grande sforzo che abbiamo cercato di attuare negli ultimi 2 anni in particolare. Era quello appunto di superare questo blocco. Cioè il fatto dei finanziamenti che hanno dimostrato di essere in passato un grande strumento di aiuto per le imprese, perché abbattevano il costo del denaro e mettevano l'azienda in condizione di prendere finanziamenti a medio termine a tassi molto vantaggiosi, fanno fatica a funzionare, funzionano ma in misura più ridotta. Ecco, in questo senso abbiamo avviato delle nuove misure, noi le chiamiamo così tecnicamente delle misure di intervento, che sono soprattutto nell'area delle garanzie. Cioè abbiamo visto che intervenendo non sui finanziamenti diretti, ma dando delle garanzie alle banche che finanziano le imprese, questo meccanismo si è rimesso in moto. Per fare un esempio, sulle garanzie noi come Veneto Sviluppo avevamo dei numeri davvero quasi insignificanti in passato. Nel 2013 abbiamo avuto circa 400 operazioni di garanzia, nel 2014 abbiamo superato i 4.000, quindi siamo addirittura al 1000%. Perché questo? Perché si è visto che questo è l'unico meccanismo che consente soprattutto alla piccola impresa di ottenere il credito. Ecco, per gestire numeri poi molto rilevanti, noi non siamo in grado di farlo direttamente, nel senso che Veneto Sviluppo è una piccola organizzazione, anche se gestisce mezzi significativi, cioè ha 30 dipendenti, tanto per dire 32. Quindi gestiamo queste operazioni assieme ai confidi. Infatti. Ecco, e nella scelta di confidi abbiamo scelto quelli che sono vigilati da Banca d'Italia per una questione, gestiamo mezzi denaro pubblico, quindi non possiamo fidarci di tutti. Abbiamo detto andiamo sui confidi che sono vigilati, si chiamano poi tecnicamente articolo 107, ex articolo 107, e questi stessi confidi poi hanno costituito in un caso una rete d'impresa, una rete temporanea, e abbiamo avviato un'operazione tecnicamente a un nome anglosassone, ma questo capita, si chiamano Tranched Cover, abbiamo in quel senso assistito circa 500 imprese, e poi aperto un'altra linea che si chiama riassicurazione del credito, che tecnicamente prevede che il confidi intervenga a garanzia dell'impresa nei confronti della banca e noi controgarantiamo il confidi, normalmente per l'80% della garanzia che il confidi ha prestato. Quindi il confidi in prima linea sostanzialmente. Sì, il confidi, perché in effetti i confidi oggi sono le uniche organizzazioni in grado di gestire migliaia di nominativi. Ripeto, nel solo 2014 queste operazioni di riassicurazione hanno superato i 4.000 interventi, quindi per 30 persone sarebbe stato tecnicamente impossibile. Cioè noi dobbiamo, esatto, sì, prego. Dobbiamo avvalerci dei confidi e delle banche, che sono nonché delle società finanziarie, che sono poi il nostro braccio armato, diciamo, sul territorio. Che tipo di garanzie viene data dalla vostra società? Ecco, innanzitutto faccio una considerazione. Veneto Sviluppo
oggi le garanzie richiedono una solidità patrimoniale. Esatto. Il Veneto Sviluppo oggi ha una caratteristica, è un soggetto vigilato da Banca d'Italia, è un rapporto patrimonio di vigilanza, un rapporto tecnico, impieghi che è altissimo. Cioè che nessuno, per dire, nessuna banca potrebbe permettersi di avere. Noi abbiamo un rapporto quindi di affidabilità fortissimo. Perché? Perché abbiamo un rapporto patrimonio-impieghi, patrimonio vigilanti-impieghi altissimo, cioè quindi noi siamo in grado davvero di garantire, fungere da garanti. Inoltre abbiamo anche, dobbiamo dire che forse tra le finanziarie nazionali è quella oggi più forte in termini finanziari, quella che ha più disponibilità. Ecco, come garantiamo poi le imprese attraverso questa operazione indiretta attraverso i confidi? Mettiamo proprio a disposizione della cassa e qui abbiamo introdotto un concetto che è un po' rivoluzionario e che ha avuto molto successo, devo dire, e che poi è stato anche clonato e copiato anche da altre finanziarie nazionali, anche da altri sistemi. Giusto per dare un'idea, un'operazione che devo dire è molto tecnica questa, quindi va capita. Cioè, quando io garantisco, tanto per dire, l'impresa X va a chiedere un finanziamento di 100 alla banca. Ecco, la banca chiederà all'impresa una garanzia per 100. E questa è la normalità. E se io mi metto a garantire una singola operazione, devo garantire 100, perché la banca altrimenti non eroga. Nel nostro tema abbiamo detto no, non operiamo più su questo concetto dei 100, ma andiamo a vedere qual è il rischio statistico che ha la banca nel finanziare quel tipo di imprese. Poniamo oggi un rischio ragionevole intorno al 2-3%. Ecco, se io riesco a ragionare sui grandi numeri, posso dire alla banca, guarda che io ti metto subito la cassa a disposizione o le garanzie a disposizione per quel 2-3% che è il rischio che tu corri finanziando 100-200.000 imprese. Un'assicurazione, insomma. Una forma di sì. Ecco, e qual è il vantaggio? Che io mettendo 3 riesco a ottenere finanziamenti per 100. Poi moltiplicando il tutto significa che ho un moltiplicatore di solito di 30-40 volte. Cioè, però questa è una filosofia che è stata condivisa dal sistema, ha avuto un notevole impatto fortissimo. Questo è possibile però quando si opera su grandi numeri. Cioè io non posso dire a una singola impresa vieni che vediamo il tuo caso. Devo dire ai confidi andate sul territorio e sappiate che i numeri che dobbiamo gestire con questo tipo di approccio sono numeri che vanno nell'ordine delle migliaia di operazioni, perché solo questo dà la tranquillità poi che controgarantendo il rischio, cioè garantendo il rischio, io posso tranquillizzare la banca e chi sta dietro la banca stessa. Devo dire che poi alcune forme di garanzia, non voglio entrare perché sono molto tecniche, come quelle che noi abbiamo chiamato tranched cover, davano anche un vantaggio alla banca. Nel senso, qual è il vantaggio con la banca? Oltre che avere una garanzia, perché la banca quando poi c'è la perdita riesce a recuperare una parte del suo investimento. Ma un altro vantaggio era che questo tipo di garanzie erano riconosciute anche dall'organo vigilante Banca d'Italia. Ora la banca quando dà 100 di finanziamento deve avere un patrimonio di 8, questo è 8-10, è un patrimonio di vigilanza. In questo caso con le nostre garanzie poteva avere un patrimonio che era praticamente di 0, cioè la banca poteva erogare anche senza patrimonio in teoria, o con patrimonio che era stato stabilito in circa 0,8. Adesso è molto tecnica la questione, però giusto per dire che anche le banche avevano questo enorme vantaggio. Solo che i tranched cover funzionavano solo con alcune banche perché era necessario che le banche fossero dotate di un rating interno riconosciuto da Banca d'Italia e in Italia purtroppo sono solo 3 le banche che hanno questo rating riconosciuto, sono, tanto per non fare nomi, Unicredit, Banca Intesa, Montepaschi e Antonveneta. Sono altre 2 banche, in particolare Popolare di Verona e Ubi, che stanno cercando di arrivare a questo risultato, ma tutte le altre banche non hanno questa possibilità. Neanche con la riforma che c'è stata? No, neanche con la riforma del BCE. Diciamo che le 2 banche di riferimento sono Unicredit e Banca Intesa, questo non sono io a dirlo, sono delle banche dimensionalmente molto grandi e molto importanti. Poi c'è Montepaschi e Antonveneta che pure è grande, anche se ha avuto diciamo, delle vicende di vario genere. Abbiamo però banche rilevanti, come anche Banca Popolare di Verona e Ubi, però fa parte delle popolari, no? Sì, delle popolari che hanno dimensioni significative, però in questo momento le uniche banche che hanno, si chiamano tecnicamente IRB avanzato, che hanno questo riconoscimento sono solo 3 in tutta Italia. Quindi certe operazioni possiamo farle solo con loro. Però poi abbiamo voluto uscire da questo schema e abbiamo fatto diciamo, con altri. Comunque, giusto per dirle l'importanza di queste operazioni, Veneto Sviluppo è riuscita
soltanto innanzitutto riconosciute anche dall'Union Camere, da Union Camere Lombardi come delle best practices, ma anche la Presidente del Consiglio ha ritenuto questo tipo di operatività un'operatività da trasferire anche in altre parti del territorio. Volevo chiedere proprio questo. Sì, difatti Veneto Sviluppo oggi è stata nominata come soggetto di riferimento anche per alcune, proprio dalla Presidente del Consiglio, un progetto che si chiama EPAS, per le finanziarie del Sud Italia, in particolare la Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Basilicata. Per cui oggi noi abbiamo uno scambio con loro molto interessante che prevede il trasferimento delle nostre conoscenze, dei nostri metodi, del nostro know-how a queste finanziarie. Ecco, mi le chiedo, la forza anche di una, chiamiamola finanziaria, di un ente, di una società come la vostra, è legata oppure no alle best practice della regione del Veneto? Cioè la regione del Veneto al di là di tutto è una regione virtuosa perché guardando comunque bilanci, costi, benefici eccetera risulta tra quelle che sono messe meglio, dati Union Camere non siamo messi male, Lombardia primeggia però ci siamo ben messi. Lei mi sta parlando di Calabria, Puglia, Sicilia, quello è il punto. Noi qualsiasi intervento dovessimo fare utilizzando i fondi pubblici, li facciamo nell'ambito di regolamenti e di normative regionali. Questo è il primo punto, cioè noi oggi se finanziamo l'imprenditoria giovanile lo facciamo sulla base di un regolamento regionale, se finanziamo, c'è una misura che si chiama anticrisi, lo stesso vale questa normativa regionale. Ma la vostra solidità è legata al fatto che comunque fate capo a una regione che tutto sommato è messa facciamo capo a una regione che ha poi, teniamo presente questo, cioè probabilmente la regione è stata sicuramente una regione gestita probabilmente, se comparata al sistema, gestita probabilmente con criteri accettabili o adeguati. Qual è il punto? Che anche Veneto Sviluppo ha avuto probabilmente anche nel passato una capacità di mantenimento di di conservazione delle risorse, di non spreco piuttosto apprezzabile, perché quello che va detto per dire noi abbiamo pochissime perdite, sono praticamente quasi nulle le perdite che abbiamo sui finanziamenti, ecco, ma questo deriva dal fatto che sono gestiti con attenzione. Potrebbe essere lo stesso al di là del know-how trasferito alla realtà diversa che in Calabria, con quello che tutto riguarda noi, Calabria, per darle un'idea, abbiamo avuto soprattutto soddisfazioni con la Puglia. Con le altre regioni siamo ancora un po'... Perché con la Puglia sì? Ecco, con la Puglia, per dirle, prima parlavo di questi tranched cover, no? Ecco, la Puglia ha utilizzato le nostre metodologie, ma le ha addirittura migliorate. È riuscita, prima le parlavo di banche limitate, cioè noi siamo in grado di operare solo con alcune banche, la Puglia è riuscita a estendere questo tipo di misura anche a tutto il sistema pugliese. Hanno trovato un escamotage, cioè il rating che... Noi abbiamo bisogno che esista, questo rating deve essere riconosciuto e oggi è patrimonio solo di alcune banche. La Puglia ha fatto in modo diverso, ha detto facciamo fare un rating a un'agenzia esterna per tutte le imprese che vogliono prendere questi soldi. E questo è riuscito a fare un passo che francamente devo dire è andata molto più avanti. Che potreste a vostra volta Sì, mutuarlo? e difatti noi lo stiamo valutando con interesse a questo punto perché si è dimostrato un passo vincente. Quindi e questo sarebbe di supporto ulteriore all'attività imprenditoriale interna? Sicuramente, perché, ripeto, oggi quello che conta per l'impresa è prendere i soldi, prendere i finanziamenti e quindi deve superare questo ostacolo e il modo migliore per superarlo è quello delle garanzie. Faccio solo un piccolo esempio. Oggi a livello nazionale c'è una legge Sabatini bis che funziona proprio con questo tipo di meccanismo, ma se io prendo a riferimento paesi come la Germania, vedo che se io vado in qualsiasi banca, uno degli sportelli è quello delle garanzie, che sono poi garanzie nazionali. E l'imprenditore che vuole investire fa riferimento a queste garanzie e la banca concede i quattrini proprio perché ci sono queste garanzie a supporto dell'operazione. E quindi oggi si parla in Germania mi parla di circa 400-500 miliardi di garanzie esistenti contro numeri in Italia che sono del tutto inesistenti. Assolutamente. Siamo in pubblicità, solo una cosa perché dopo sennò passa il tempo. A fondo perduto e quindi garanzie per progetti di un determinato tipo sono previsti? Ecco, noi devo dire che i fondi dati come
diciamo, a fondo perduto, i soldi dati con questo criterio, noi diciamo, abbiamo recentemente utilizzato questo tipo di strumentazione per finanziare le società per i risparmi energetici, dove c'era una quota di contributo a fondo perduto significativa. Però quello che è la nostra esperienza è che non è bene dare i soldi a fondo perduto, se non in piccole percentuali, in piccola parte. Quello che conta è che l'impresa possa avere i soldi, possa averli a buon mercato e sia in grado proprio di prenderli, dimostrando di essere capace poi di rimborsarli. Assolutamente, no, questo è importantissimo. Allora, detto questo, abbiamo dato una prima infarinatura, non tanto infarinatura, comunque un approfondimento molto interessante. Tenete conto che io direi che la chiave di volta qui sta ai confidi a questo punto, perché se l'imprenditore non ha il lume di adire in qualche modo direttamente a questa finanziaria regionale, con i confidi ne ci arriva comunque indirettamente. E lo ripetiamo anche più volte, l'importanza dei confidi che sono stati più volte presentati. Andiamo in pubblicità rapidissimi e poi passiamo anche al fondo pensionistico, che poi ritorneremo di nuovo a capire anche il trade union che porta insieme entrambi qui in trasmissione tra poco.